Amici bellini, buongiorno. Un'ultima analisi tattica del calcio di Conte, perché a quanto pare stanno dicendo tutti che insomma ci dobbiamo salutare. Si parla di Sarri, c'è stato un forte pressing della stampa con Sky, con Di Marzio, poi una piccola frenata, adesso sono ripartiti a bomba. Poi devo fare anche una rettifica importante per quanto riguarda la situazione Corona, che adesso ha parlato pure con Kiss Kiss, sta aspettando le querele. Cominciamo. E voglio dare anche il benvenuto a molti nuovi iscritti, perché è anche avvilente, però il mondo funziona così. Io metto Corona in copertina e quanto abbiamo fatto? 19.000 views, una cosa del genere in poche ore, e questo è. Però mi dispiace che in uno dei video più visti in questo momento del canale è anche uno di quelli in cui sono stato più impreciso, sono stato frettoloso, quindi devo fare una rettifica. Quindi voi lasciate un like per la mia onestà intellettuale, perché lo so che è un video che insomma non richiedeva un approfondimento pazzesco da parte mia, proprio nello specifico per il tenore del video, però un paio di riflessioni vanno fatte. Dobbiamo aspettare che Meret insomma prenda provvedimenti, perché se la cosa è così, Meret ha finito la carriera. Cioè, dove va uno che prende un'iniziativa del genere? Quindi io continuo a crederci poco. Poi aspettiamo le soluzioni. State lasciando i like, siete nuovi, vi siete iscritti al canale, ho visto molti nuovi. Allora fatemi fare questa rettifica, perché comunque io non dormo la notte se vi dico una cosa sbagliata. Avevo messo questa foto che poi sembra Alessandro Siani invecchiato in questa foto, sai, invecchiato con l'AI, e l'avevo messo nel Google immagini di ricerca e mi esce quella roba là, Mihai Stoica, il calcio rumeno, eccetera eccetera. Ovviamente questo è un altro reminder, se mai ce ne fosse bisogno, che AI non è infallibile e non è sbagliato. Quindi io ringrazio Francesco nel gruppo Telegram che ha fatto un'ulteriore ricerca. A me era venuto il dubbio perché CC qua non poteva essere MS, perché di solito si usano le iniziali, e insomma abbiamo visto che questo è Conte, ovviamente con la maglia del Chelsea, e lui è Costantino Coratti, CC. Effettivamente preparatore atletico. Questo non cambia il video di ieri, cioè lui ha messo la fotografia corretta di un preparatore atletico. La cosa sfiziosa, sapete qual è? È che io la devo fare questa rettifica anche per dare merito a uno che qua non ci potrete credere perché non ne ha parlato nessuno. Puff! Costantino Coratti vince il cronometro d'oro 2024-2025 dalla FIGC, votato da tutti i suoi colleghi, praticamente il miglior preparatore atletico d'Italia. Attenzione, lo staff di Conte licenziato, le pietre, ha vinto il miglior preparatore. Questo evidentemente riguarda la stagione successiva, quindi lo stesso preparatore che poi ha distrutto con i metodi di Conte, capite? E quindi è lui, quindi bisogna dare atto e merito ai collaboratori. È una cosa che ha detto anche McTominay in intervista, ha detto non solo Conte e lo staff molto importante, quindi dobbiamo ringraziare tutti, e in questo ringraziamo tutti, probabilmente anche perché se quella con l'Udinese sarà l'ultima partita dobbiamo fare i saluti e per quanto mi riguarda anche i ringraziamenti. Voglio condividere con due colleghi che mi hanno aiutato ogni giorno l'ultima stagione, Cacciabodi e De Felice, e con i giocatori che hanno dato il loro commitment, insomma il loro impegno quotidiano, e voglio anche condividere con il club, cioè con il Napoli e con Conte. Punto! E cambiamo pagina e partiamo da questo screenshot che mi fa molto sorridere, che è una di quelle conferenze di Conte dove in maniera molto polemica lui dice: vabbè, da oggi in poi devo ricordarvi che in 2 anni ho fatto scudetto e supercoppa, e Lombardo accanto a lui fa anche lui, però esce una L. Questo gesto poi in America significa loser, perdente, proprio il contrario di vincente, ma mi fa ridere perché questo è il 2. Presidenti non parlano, né Lotito né De Laurentiis, ha parlato Casini, quindi fateci passare, grazie.
perché ero pronto a fare un'altra rettifica, perché giustamente mi hanno fatto notare, e vi ringrazio perché non mi dovete mai far sbagliare. Io se sbaglio voglio essere ripreso per crescere, l'unica cosa che devo imparare. E qua un problema linguistico c'è stato, perché bisettimanale, il fatto che dice Mazzocchi, vabbè. In effetti in italiano è molto più usato per stare a significare 2 volte a settimana, mentre in inglese io l'ho sempre utilizzato bi-weekly come una ogni 2 settimane. Però si può usare anche nell'altro modo. Questo non vuol dire, perché non è che il Napoli si allena 2 volte a settimana, sarebbe il non plus ultra della felicità di tutti gli atleti, e il contrario. Al massimo, ed era ovvio, si parla della doppia seduta. Una doppia seduta al giorno è quello che può mandare al manicomio i calciatori, al punto da telefonare a quello là che per poi contattare quello con la che poi andiamo avanti. Tante cose belle sono successe in questa partita. Pisa col blocco super basso, Napoli che deve riversare molti giocatori in aria. Mi è piaciuto molto il lavoro di Di Lorenzo, che si inseriva con un Elmas che finiva anche lui più esterno. Questa è una cosa nuova. Un'altra cosa nuova che nessuno noterà, perché Conte è l'anticalcio e non ci fa vedere niente, ma io ve lo faccio vedere, anche se non se lo vedranno in molti, perché il campionato è finito e tutti vogliono parlare solo di Sarri. Io vado avanti per la mia strada, perché non ci posso fare niente. Di Lorenzo, inserimenti centrali con Elmas che a volte si allargava. In questo caso però Elmas è già qui e Lobotka, invece di continuare con i passaggi orizzontali, e c'era questo passaggio facile per Di Lorenzo, non abbiamo provato i cross, che poi all'interno è sempre 50 e 50 e non lo sai se lo vinci il duello. Siamo andati per vie centrali, Lobotka si ferma e trova la verticalizzazione su Højlund. Højlund è scarso e quindi di prima la tocca per McTominay, che di prima, anche con un equilibrio un pochino precario, fa un colpo da biliardo bellissimo. Proprio quel tanto, senza forza ma con precisione, per toccare un bacino al palo per il primo gol. Il secondo gol avviene da calcio d'angolo battuto da Elmas, colpo di testa di Rrahmani, e nasce da questo recupero palla di Elmas, un'altra cosa che insomma viene vista poco, però io l'apprezzo ed è l'ultima volta che l'apprezzeremo probabilmente da parte di Elif, perché le notizie ci portano che non lo vogliamo riscattare. Vabbè, speriamo di trovarlo per lo stesso prezzo, un giocatore almeno altrettanto duttile, che si mette a disposizione in tutte le zone del campo e non ha mai sfigurato in questa stagione, non ha mai fatto una partita che tu dici mamma mia che disastro, anzi Conte lo ha ringraziato più volte. E insomma qua recupera palla pulita, veloce, dopo il recupero avanza, palla al piede, la lascia McTominay che la dà ad Alisson Santos, che tirerà, tiro deviato che porterà a quel cross che Elmas a calcio d'angolo per Rrahmani. Avevo preso anche quello screenshot del tiro di Santos, giusto per farvi vedere che poi il Napoli va a riempire l'area con McTominay che fa il mediano ma comunque si butta dentro, e con Elmas, e guardate quanti sono i giocatori del Pisa che si schiacciano anche in maniera sbagliata, perché poi così non stai marcando nessuno e stai creando solo quella densità, e poi le squadre devono anche retrocedere per questo. Su questo tiro di Elmas sono impazzito, perché la palla prende un bellissimo giro, la prende di collo esterno e qua fa una bella parata Schemper, e poi sta sto buco di Buongiorno che veramente in maniera anche abbastanza goffa cerca di intervenire. E questo è un po' il problema che abbiamo visto di Buongiorno, veramente spesso si è parlato di un problema di postura, di come sta in piedi, di come interviene sul pallone, molto strano, e va approfondito, perché si parla di Beuke ma anche per Buongiorno abbiamo speso molti soldi e ci aspettiamo insomma un rendimento un po' più alto dell'ex Torino, insomma buco pesante. E qua ha un bellissimo scatto in avanti Meret nel momento in cui, credo fosse, non so se è Moreo o Stojkovic, Meret deve fare questo scatto in avanti per chiudergli lo specchio della porta, e lo vediamo qua e gliela chiude proprio bene, e quindi diamo merito, anche perché poi se va in copertina per altre cose è bene parlare di cose di campo, perché non lo so quello che succederà con Meret. È stata una mezza sorpresa vederlo poi titolare, si può
devo speculare anche su questo. Adesso capiremo nella prossima cosa fa. Meret titolare, è sereno, non è sereno, l'ha messo titolare proprio per, se Meret non gioca l'ha fatto di proposito proprio per, quindi tutte queste cose. Lo so che uno non vuole dare credito ai cialtroni in generale, quindi non è che il Napoli può mettersi a rispondere a tutti quelli che sul web, perché il valore è lo stesso di uno youtuber qualsiasi, onestamente. Però non aiuta tutto questo. Se Meret è un tuo asset, tu lo dovresti proteggere, e lo deve fare lui personalmente in maniera individuale. Aspettiamo di capire cosa farà, perché non solo merita di essere sputtanato, merita di essere radiato dal calcio. Ma non la penso così, è folle quello che stai dicendo, sei uno Fabrizio. schiavo della società. Sei uno Non schiavo sono della società. schiavo di nessuno. Sì, Ma sì, no, sì. Fabrizio, te lo contesto. Se io ti dimostro che quello che ho detto è vero e ti do le prove, che cosa pensi di Meret? è inaccettabile comunque, al di là delle imprecisioni e della poca qualità, la veramente poor quality del video di Corona, e alla fine Meret dovrà difendersi. Che non è bello se ti ha contattato e ti ha pagato, sicuramente non sarebbe bello. Non è bello. Sicuro. Quindi Non è bello. Non è bello. Oh, non è Non è bello, nel non è mio bellino costume e questa- non credo che Meret l'abbia fatto, tra l'altro, Io te lo dico in diretta. Io non ci credo che Meret l'ha fatto. Va bene. Io Allora sono aspettiamo. molto onesto. Altra novità, non lanciamo sul calcio d'inizio. Nel secondo tempo non si dà palla a Meret per farla lanciare come fa Milinkovic-Savic, ce la giriamo e giochiamo nel possesso senza alcun problema. E così come a fine primo tempo Meret salva il 2-0, lo salva a inizio secondo tempo, dove arriva questa occasione, forse la più pericolosa per il Pisa. Meret è già in buona posizione, qua lui sfrutta il fatto di essere già in buona posizione, deve avere solo l'istinto di buttarla verso l'esterno, questo pallone che arriva abbastanza forte, non molto angolato, però la parata la fa. E poi non succede molto altro fino al gol di Højlund. Ho preso altri screenshot proprio dalla partita per farvi vedere qualcosina, però qua la bellezza è vedere nell'effettivo proprio dove certi giocatori vedono linee di passaggio e vedono il futuro, anticipano dove deve arrivare il pallone sulla corsa del tuo compagno. Qui Kevin questo pallone lo fa finire in questa zona e vedete che Mazzocchi non si vede nemmeno. Mazzocchi è qui che sta correndo, ovviamente, ma Kevin gliela mette proprio sulla corsa, cioè sulla frequenza di passo di Mazzocchi. Quando arriva deve solamente toccare il pallone di prima. Sembra banale, ma non lo è. È così che tu guadagni il tempo sull'avversario, è così che tu riesci a creare dei presupposti più precisi. Se gliela dai un pochino dietro, che è proprio il cross di Mazzocchi, perché sul cross la palla è leggermente alta, non è rasoterra e non è per la testa, quindi Højlund deve fare un movimento anche non banale per prenderla, allargare il piattone con tutte e due le gambe in aria. È molto interessante, però è più difficile come gesto tecnico. Quello che fa De Bruyne ti mette proprio nella condizione ideale di fare una giocata semplice. Ovviamente Mazzocchi protagonista perché è il leader della squadra, qua scherzi a parte lo è nello spogliatoio. Vedete come scatta il sorriso anche di un De Bruyne che spesso è sulle sue, sembra taciturno, ma quando poi c'è da partecipare anche ai festeggiamenti, lui veramente, se non fosse stato così fuori dai giochi per così tanto tempo, lui stava diventando anche un personaggio nello spogliatoio. Ve lo ricordate quel video dove lui cade e si rotola così da solo senza nessuna cosa? Secondo me si poteva, siamo stati un po' sfortunati, avremmo potuto godercelo molto di più. Io spero che qualsiasi sia la decisione per l'anno prossimo, che si punti ancora su di lui, spero di non smantellare, perché l'idea di potermi godere un De Bruyne in qualsiasi zona del campo, lo vogliamo arretrare alla Modric, lo vogliamo utilizzare vicino alla punta, De Bruyne è talmente intelligente che farà il massimo e farà il meglio possibile. Spero veramente di non smantellare, perché ritorna Foloruscio, non lo vogliono riscattare, ne parleremo. Mentre uno che vogliamo riscattare, qua ho preso proprio il momento in cui per prendere il pallone deve avere entrambi i piedi in aria. Non è un gesto banale, mi dispiace per quelli che lo vogliono continuare a sminuire. Mettetevi l'anima in pace, Højlund è il nostro attaccante e deve essere il nostro, e dovrà essere anche la nostra plusvalenza. Se il Napoli deve tornare a essere quel Napoli là che dicono tutti, cioè fare valore con i giocatori giovani che poi crescono e te li rivendi, va benissimo, è lui.
cioè ce ne sono pochi, sarà probabilmente Santos, magari Vergara, ma a quel punto io spero che qualcuno possa essere anche la nuova bandiera. Se dobbiamo salutare Di Lorenzo, è un Vergara che resta parte integrante della squadra, mi piacerebbe. Giù le mani da Højlund, mi raccomando, il quale tra l'altro aveva guadagnato un calcio di rigore per un piccolo stetto, un futtino che c'è, che però non viene segnalato. Qua dopo questa azione poi si sviluppa, il Napoli arriva al secondo gol, però questo step un futtino c'è, l'ho ritrovato, l'ho capito. Højlund poi si mantiene il ginocchio quando cade, perché gli sbatte il ginocchio a terra dopo, perché lo step on foot qua, i piedi che si accavallano, non fa male da doverti tenere il piede, però nel cadere, se cadi col ginocchio a terra ti puoi fare male, anche per il campo secco di cui abbiamo parlato. Rigorinissimo, niente di che, va benissimo, però altre volte è stato dato contro, vedi Di Lorenzo, altre volte ci è stato dato pro, non ci è dato sapere quando questi rigori si possono dare o meno, a seconda. Qui è dove Conte spiega a Spinazzola non stare esterno dietro Alisson, perché poi non andiamo da nessuna parte, devi andare quasi in zona mezzala per portarti via anche un marcatore e permettere a Alisson di stare esterno. E si vede proprio in questa azione dove Spinazzola va a fare la sovrapposizione interna e diventa a tutti gli effetti una mezzala, quasi diventa lui il trequartista di sinistra. Quando ogni volta che faccio sti pallini rischio sempre che se tiro un'altra linea poi diventa un video di Corona. Sembra quasi che sai, poco. Allora, e quindi con Alisson qui esterno che può scambiare oppure può puntare, come spesso ha fatto, superare l'uomo e creare la superiorità numerica. Quindi non ci sono idee, ogni volta che si fa un'azione è sempre un'azione individuale dei giocatori che decidono, non ci sono direttive da parte dell'allenatore. No, Anto, tu mi devi perdonare, sarò un po' sarcastico, non voglio fare la tua vedovella, non lo farò. No, è semplicemente una questione di onestà, quello che vedo io quello dico e basta, ma figurati. No, poi ci sentiamo per quel fatto. Sì, non ti preoccupare. Non mi è sfuggito anche il momento in cui Meret un brivido ce l'ha dato, palloni, gli arriva il pressing addosso, l'abbiamo visto 50.000 volte, questo temporeggiare di Meret, quasi non avvertire il pericolo, quasi il voler forzare anche lui a dimostrare che può giocare con i piedi senza problemi, a prendersi i rischi, e qua stavamo rischiando un'altra frittatina inutile, assolutamente inutile, nel giocare nel fazzoletto di Fortuna, che è una cosa che ci portiamo dall'inizio dei tempi di Gattuso. E se è vero che non credo vi possa arrivare un'analisi tattica della partita con l'Udinese, perché avrò il che fare e starò in volo così, quanto cazzo è bello Oriali. E possiamo passare alle pagelle, ai vostri like, se vi pare. Ci rispostiamo partendo da Meret proprio. 2 parate importanti, quell'incertezza, così, voto 10.000. Partita ordinata per Beukema. Non ho capito chi gli ha dato sto 4, ma vabbè, gli amici bellini sono liberi di fare quello che vogliono. Anzi, se volete partecipare anche voi alle pagelle, basta abbonarsi qui al canale. E la marchetta l'abbiamo fatta, non lo faccio mai la marchetta. 7+ invece per Rachmani, direi anche 7,5, quasi 8 meno, perché oltre a fare una partita ordinata e pulita, e quando c'è lui il clean sheet è una cosa più facile, arriva anche il gol che merita, e tutte le altre cose non riguardano noi, qualora dovessero anche essere vere. More power to him. Il premio Micio va a buongiorno per le cose che ci siamo detti. Non capisco come possa avere 4 lui al pari di Beukema, che invece non aveva fatto problemi. Vabbè, ma non c'è così. 7+ per Scott McTominay, un altro gol, un'altra partita a tutto campo, un altro che a turno gli possiamo anche dire ma sta pensando un po' troppo al mondiale, siete veramente inqualificabili. Si vede che invece ha dato tutto anche quest'anno, superando se stesso, e probabilmente, se si deve parlare del miglior centrocampista della Serie A, come i premi che dovranno dare, no? Ragioniamoci un attimo, e chi è un centrocampista migliore di lui? Faccio veramente fatica a individuarne un altro migliore di lui. Di Lorenzo 6,5, molto meglio rispetto all'altra partita, dove ovviamente è stato protagonista negativo di tutti i gol. Ripeto,
ripeto la mia convinzione, lo preferisco quando può farsi tutta la fascia e non quando è solo braccetto. Da braccetto ovviamente ti garantisce un po' più di spinta, un po' più di qualità nell'uscita della palla, però quando poi ti attaccano un pochino di problematiche. Cominciamo a ragionare anche su Di Lorenzo, che penso che faccia una cosa tipo 33 anni. Possiamo chiedergli di fare gli straordinari per un altro anno? Napoli, please. Sei più per Spinazzola, che deve fare quel lavoro che Gutierrez fa anche molto bene, cioè stare all'interno, se poi se diventano troppo simili lui e Alisson non è il massimo. Ottima partita di Lobo, non c'è alcun dubbio, 7 meno. È piaciuto sottolineare quella verticalizzazione. Ancora bene Santos, che punta l'avversario, lo supera, prova a metterla in mezzo o va alla conclusione. Conte ha accettato il caos. Un bel 7 per Elmas, non sappiamo se lo vedremo nella prossima. Io spero che si possa salutare quelli che vanno salutati in maniera importante e seria, come non si è fatto in passato, tipo Maggio, tipo Sarri. Quindi non so cosa aspettarmi. È chiaro che vogliamo mettere la ciliegina e quindi vogliamo fare partita seria con l'Udinese, quindi non so se mi posso aspettare un Contini titolare per fare un gesto, però insomma ci sono alcuni giocatori che meritano l'abbraccio dello stadio e secondo me lui è uno di quelli. Premio Oriali per Højlund, fa piacere a me, visto che spesso viene trattato male e non lo merita. È stato anche molto carino sui social nell'annunciare la sua permanenza, il suo riscatto, nel non sputare nel suo passato con il Manchester United. Così mi piace. 7 meno per un De Bruyne che potrebbe anche essere utilizzato così, non deve essere per forza titolare inamovibile, ma quando entra la qualità non si abbassa, anzi si alza, e lui può dare anche il massimo in 30 minuti invece di sfiacchirsi per tutta la partita e risultare decisivo con passaggio prima dell'assist, che è quello che ti apre il campo. 7 meno, 6,5 per Olivera, 6,5, ci vediamo alle 6,5 per Olivera, che rileva Buongiorno, finale senza patemi, insomma 6,5 anche per Gutierrez, 6,5 per Vergara, 6,5 per Mazzocchi, che si porta l'assist a casa, con Conte che si porta un 7, che secondo me si può estendere anche alla conferenza, dove ripete che il secondo posto può significare nulla, ma può significare tutto, almeno per questa piazza. Piccione 5,5, per me è giusto, la sufficienza non se la prende, perché alcune cose comunque mi hanno inquietate, sta qua, comunque inquietante lo è stato. E ci rispostiamo qui e ci salutiamo. Faccio giusto un controllo per capire se è successo qualche altra cosa che va assolutamente detta. No, non vedo altre cose, probabilmente usciranno, me le potete dire nei commenti se ci saranno altre novità. Mi sembra un po' presto per parlare già di Sarri o di un eventuale, perché si parla di Sarri, però poi l'Atalanta, però poi Palladino, però poi eventualmente, e si fanno tutti i nomi. Vi posso mettere qua in sovraimpressione le quote di quelli che sono gli allenatori che possono essere accostati al Napoli, poi dati a 100 ci sono gli allenatori più disparati, anche quelli che non possono assolutamente muoversi. Però io direi fateci stare quieti per un altro, perché si saprà probabilmente già, se vogliamo fare le cose in grande, già con la partita con l'Udinese si saluta l'allenatore e si annuncia, dipende, perché se devi prendere un allenatore che attualmente è ancora sotto contratto non puoi annunciare proprio niente, devi aspettare che la stagione finisca. Però possono cavalcare il resto dei giornali e delle cose facendo le varie interazioni e noi faremo le nostre considerazioni per quanto riguarda il futuro. Io ho una sensazione che in Italia non vedano l'ora di rivedere il Napoli meno competitivo, perché rompiamo veramente i coglioni a quelle tre. Ogni tanto ci pigliamo un posto che è di quelle tre. Se adesso la Juventus non riesce a rientrare tra le prime 4, quel posto là tra la Roma o il Napoli ha rotto veramente il cazzo, e quindi è una sensazione generale che avverto. Il Napoli, facciamo i complimenti al Napoli che ha fatto un'ottima stagione da sesto, settimo posto. Secondo me questo è la loro speranza, e vorrei andare contro questo tentativo. Mentre invece con un allenatore di status, che non debba essere per forza Conte, ma un altro pesante, e tu sei costretto a metterci in griglia, e tu società sei costretta a fare una squadra che possa lottare per, non che debba vincere, perché noi non abbiamo la pretesa di vincere ogni anno, ma lottare per, e allontanarsi solo nelle ultime giornate, per me
è un campionato che storicamente, nei 100 anni di storia del Napoli, non siamo sempre stati abituati a fare. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale se siete nuovi, ci sarà un'estate lunghissima di mercato, tra quelli che tornano, quelli che arrivano, quelli che partono, quelli che vengono.